Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Il progetto di rilancio dell'ex Bluetech di Termini Imerese sarà gestito da Pelligra Holding, società del presidente del Catania Calcio. La notizia è stata confermata dal Ministero e prevede anche l'assunzione di 350 dipendenti. Sequestrate 2,5 tonnellate di prodotti ittici a Palermo dalla Capitaneria di Porto. Elevate multe per 15.000 euro. Alcuni prodotti sono stati considerati idonei al consumo umano, perciò devoluti in beneficenza. Ulteriori auto danneggiate nel centro di Palermo. L'ultimo episodio è avvenuto stanotte in via Fiume. Il segretario provinciale della UIL Polizia di Palermo ha sottolineato la necessità di un urgente aumento delle forze dell'ordine. Arrestato 44enne ad Acireale che avrebbe aggredito l'ex e il compagno in un parcheggio. Sull'uomo gravava già il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In conclusione, il meteo: nella giornata di domani la Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta gialla in tutta l'isola. Rasserenamenti dal pomeriggio. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci.